Il progetto è nato soprattutto per dare un indirizzo nuovo ai circoli. È un mondo molto variegato, diciamo un mondo di luci e ombre. Il mondo dei circoli, quando io sono stata nominata come direttore del servizio, aveva diciamo, oltre 100 circoli in tutto il mondo. Abbiamo pensato che poteva essere un'occasione per coinvolgerli in un sistema di relazioni che desse anche un servizio, una maggiore visibilità alla Regione Sardegna, che in molte zone del mondo non è conosciuta. In Asia, per esempio, conoscono la Sicilia, conoscono la Corsica, non conoscono la Sardegna. Ci sono cartine dove la Sardegna non è neanche indicata, è un vuoto, e quindi abbiamo pensato che i circoli potevano fare sistema, potevano essere uno strumento per veicolare informazioni sulla Sardegna e quindi fornire con la loro conoscenza del contesto quegli strumenti a chi, sia i nostri nuovi immigrati e giovani che vanno fuori all'estero per trovare lavoro, quindi sono un punto di riferimento, ma già questo i circoli lo svolgevano. Abbiamo anche pensato che era il caso di rinnovare la loro azione, in qualche modo erano molto legati alla tradizione, offrivano sì servizi d'appoggio ai nostri immigrati, però forse era arrivato il momento di fare un passo in più e quindi di coinvolgerli in un progetto che li vedesse protagonisti, cercare di fare in modo che i circoli tra di loro si organizzassero e facessero sistema, anziché disperdere i contributi in tante piccole attività, cercare di fare in modo di indirizzarli ad un'attività diciamo più visibile, di maggiore spessore, con un ritorno maggiore dal punto di vista anche di quelle che possono essere l'economia e la relazione tra Sardegna e i luoghi dove gli immigrati poi alla fine conoscono il territorio. Abbiamo dei circoli molto attivi. Sofia è uno dei circoli che maggiormente si è attivato proprio per costruire delle relazioni anche verso la Russia, verso l'Europa dell'Est, dal momento che molti giovani adesso stanno cercando appunto di trovare una collocazione, questo va bene se è una scelta, però nel caso in cui vogliano tornare, ecco, vederli coinvolti in un progetto anche di tipo economico oppure culturale può creare un ponte tra il luogo dove loro vivono e la nostra regione. I circoli già da sempre sono un po' i nostri ambasciatori, insomma.